Adesso ci spostiamo a Manduria perché fino al 15 marzo la chiesa di Santo Stefano ospita Io non chiedo permesso, è una mostra personale dell'artista ostunese Franco Farina a cura di Peppe Guida e Ferdinando Arnaud. Vi parlo, io adesso entrerò in videocollegamento con il compositore, arrangiatore e produttore discografico, proprio con lui, con Ferdinando Arnaud. Buongiorno Ferdinando, ben trovato. Bene, buongiorno a te, buongiorno a tutti i vostri ascoltatori. Allora, c'è questa mostra fino al 15 marzo, quindi abbiamo un po' di tempo per venirla a visitare. Ci vuoi raccontare tutto? Sì, ci provo perlomeno. Quante ore ho? No, va bene, ci provo. Nel senso, allora, è una mostra particolarmente molto intrigante, è una mostra veramente intrigante perché Franco Farina è un maestro della maleducazione, nel senso che lui utilizza tutti i materiali possibili e immaginabili e li assembla e crea delle opere d'arte incredibili che possono essere crudeli ma anche eleganti, anche strazianti, veramente delle bellissime sculture, pitture, come dire. Consiglio a tutti una visita, è comunque qualcosa di molto bello. Le sue opere sono definite presenza proprio, tra le altre cose sono presenti nel catalogo dell'arte moderna e nel catalogo Bolaffi, sono state esposte anche a Palazzo Brancaccio a Roma e poi in numerose sedi tra Lazio, Puglia. Perché? Per quale motivo proprio esporre nella chiesa di Santo Stefano a Manduria? Perché sono un pochino così, molto crude, come la chiesa di Santo Stefano a Manduria. È una scoperta mia recente su suggerimento di Peppe Guida, il professore, figlio anche del famoso scultore Pietro Guida. La chiesa di Santo Stefano è una chiesa sconsacrata che è rimasta chiusa per tantissimi anni, per decine e decine di anni, e io l'ho presa in gestione, è uno spazio privato, però vorrei che diventasse un luogo di aggregazione ed è molto scarno ed è secondo me è tono su tono con queste opere di Franco Farina. E poi più ci abbiamo messo un po' di musica selezionata da me e secondo me il mix non è niente male. Che bello. Posso chiederti che tipo di musica hai pensato di diffondere durante la mostra? Ma guarda, allora c'è una cosa, mi piace guardare le persone, mi piace guardare le opere, qualcosa che dovrebbe essere sinestetico, nel senso che mi ispira moltissimo. Io ho pensato a un uomo con il cappello che si chiama Balanescu. E poi ho visto Franco Farina arrivare con un cappello e la musica era perfetta. Mamma mia, incredibile. Tu sei sinestetico, Ferdinando? Orca miseria, sì. Io se sento una musica sento anche il sapore, sento anche un certo sapore. Che bello, incredibile. Noi parliamo di te, parliamo adesso di questa mostra, però... Che colore è per te un do? Allora, per me un do è un giallo dorato, perché è un po' una bella base secondo me su cui partire, su cui costruire il do. Per te invece? Sono curiosa di guarda, per tutti è diverso, perché comunque è comunque una sensazione, un'emozione, ti dà un'emozione, ma per tutti può essere un'emozione diversa. Per me il do è nero. Non so perché. Vedi. No, noi cerchiamo il sole è marrone, il là è bianco, il re è verde. Wow, che bello. Amici, io vorrei insieme a Ferdinando spiegarvi, perché io e Ferdinando stiamo parlando la stessa lingua, ma sembra incomprensibile alle persone che non conoscono la sinestesia, che lo diciamo che è un fenomeno percettivo e neurologico in cui c'è una stimolazione sensoriale che provoca in automatico un'altra esperienza come questa, cioè sentire un suono e poi abbinarlo, associarlo in questo caso a un colore. Quindi quando il maestro Ferdinando Arnaud compone, perché lui compone, scrive, suona,
in lui esplodono tutta una serie di colori. No, Ferdinando, sto cercando di spiegare che mentre tu suoni o componi esplodono dei colori nella tua mente, ed è bellissima questa cosa che alcune persone hanno, non tutte, ma alcune persone hanno. Per questo parliamo dei colori abbinati alle note, no? In questo caso do, re, mi, fa, sol, eccetera. Sì, è un po' a provare la stessa emozione con diverse sensazioni. Sì, è vero. Un po' quello, no? È vero, assolutamente. Alcune persone guardare addirittura un colore, sentire una nota, ascoltare il caldo, il freddo, e sono tutte sensazioni che possono darti la stessa emozione poi in fondo. È vero. E poi, entrando più nello specifico, in alcuni programmi di registrazione, non so, Cubase o altro, quando si vanno a fare tutte le varie, come dire, voci, non so, voci, violini, pianoforte, contrabbasso, basso, batteria, eccetera, anche lì, volendo, uno potrebbe associare dei colori. Non lo so se lo fai, Ferdinando, fai anche questo? Assolutamente. Ok. Guarda, io ho fatto una pubblicità per Pagine Gialle e gli ho scritto una musica gialla. Che bello. Poi la notte è blu, no? La notte di solito è blu. Sì. Il blues, la tristezza, la malinconia. E no, i colori si abbinano tantissimo. E devo dire che Franco Farina sa fare molto bene, sa abbinare molto bene i colori alle emozioni. Che bello. E anche il contrasto di queste emozioni è piacevole nelle sue opere. Perché lui cosa utilizza? Lui utilizza dei materiali che fondamentalmente sono scartati, no? Sono lamiere, ferri, legni abbandonati. Tutto quello che trova, mamma mia. Sì. Quindi lui li incolla, li fa, li vernicia, li dà una nuova vita a queste. Esatto. A queste opere. Esatto, bravissima. Sono questo materiale che trova un regista, un nuovo regista. Sono i 6 personaggi in cerca di autore, come ho scritto, e lui è il nuovo regista, il bravo autore. Che bello. Allora lo ricordiamo, nella chiesa di Santo Stefano a Manduria fino al 15 marzo sarà possibile vedere, sentire la mostra Io non chiedo permesso di Franco Farina. È un evento privato e da inviti. Benissimo. Però sentiamoci. Assolutamente, potete chiedere ovviamente a Ferdinando Arnaud e a Peppe Guida, perché sono loro che curano questa mostra. Grazie Ferdinando, un abbraccio, a presto, buona giornata. Grazie moltissimo, tanti baci. Ciao.